Andremo a visitare quest'oggi le tombe dei giganti di Madao di Fonni. L'area può essere verosimilmente considerata il quartiere funerario di grosso insediamento di circa 7 ettari di Gremanu. Il complesso, indagato e ristrutturato dal professor Giovanni Lilliu, è formato da 4 sepolture erette in granito, collocate su un modesto dosso sistemato su un'antica via di penetrazione verso il passo di Correboi. Percorrendo il vialetto d'accesso, si osserva per prima la tomba 1, di cui rimangono tuttora solo i resti del paramento sinistro del corridoio funerario e parte dell'abside, costituita da lastre ortostatiche erette durante un restauro operato nel 2005. Da sottolineare è che in uno dei conci compaiono delle decorazioni a cerchielli con losanga accostabili a quelle della stele di Boeli di Mamoiada. La tomba 2, sistemata un po' più avanti, si presenta di dimensioni maggiori rispetto alla precedente e si potrebbe collocare storicamente tra il XIV e il XIII secolo a.C. Il professor Lilliu ipotizzò che la tomba ora visibile, nella quale dichiarò di aver compiuto un restauro incisivo, sorgesse sopra una sepoltura più arcaica e inglobata nel contesto attuale. Sulle fondamenta dell'arcaico monumento venne sviluppata la bella sepoltura che osserviamo tuttora, con conci elegantemente rifiniti. Il principio edilizio è sempre quello del muro a sacco, utilizzato per creare una tomba a prospetto murario decorata con lastre ortostatiche nell'esedra, delle quali una è purtroppo completamente rifatta in cemento e con conci isotomi nel corpo funerario. Nell'esedra o emiciclo, ovvero gruppi di pietre antistanti l'ingresso posti a semicerchio sul terreno, si può osservare un sedile che delimita la sepoltura, residuo secondo gli studiosi di quello che era l'arcaico monumento. A chiudere il corridoio funerario si osservano 2 stipiti resi anch'essi col muro a sacco e sormontati da un architrave. Anticamente, a coronare e decorare questa apertura stavano verosimilmente, oltre all'architrave, almeno altri 2 macigni di forma trapezoidale che ora ritroviamo nel terreno antistante, lavorati con dentelli e uniti a mo' di stele centina, quella grande lastra che decorava generalmente le tombe megalitiche. Il corridoio funerario, ampiamente restaurato e di luce ogivale, si presenta costituito da pilari isodomi e pavimentato da lastre copellate sino al fondo, dove viene delimitato da un concio originario e da una colata di cemento che si eleva sino alla copertura, posti durante il restauro. L'intervento ha reso possibile il rifacimento esterno dell'abside della sepoltura. La tomba 3 sorge a sinistra della tomba 2 e si conserva ancora come era originariamente nel XIV secolo a.C., forse perché non ha ricevuto un restauro troppo incisivo come la precedente, pur presentando ampie tracce cementizie. A partire dall'esedra, tangente a quella della tomba 2, contornata da un ampio sedile e costituita da macigni con faccia a vista rifinita, la tomba si sviluppa a prospetto murario. Anche in questo caso i conci con dentelli, che combinati insieme creavano la stele di chiusura, giacciono sul terreno antistante la sepoltura. Il corridoio si presenta di sezione tronco ogivale e la sommità è chiusa da sottili lastre, mentre la pavimentazione è resa da lastre più piccole e da pietrame.
lato destro del corridoio presenta una sorta di risega, mentre l'abside è delimitato da un macigno e dalla lastra di chiusura. Gli elementi della sepoltura degni di segnalazione, sempre se si mantengono ancora come in origine, sono la prazza frontale all'ingresso, i segni di scrittura presenti sui sedili dell'esedra e il concio cornuto con piccole coppelle ora divelto. La tomba 4, l'unica a non aver subito un restauro forse per l'impossibilità di condurre uno scavo stratigrafico, è ubicata sulla sommità del Dosso. Questa sepoltura è resa in granito e mostra appena leggibile il corridoio funerario e parte delle murature dell'abside, mentre l'esedra ed il portello risultano sconvolti e poco identificabili.